Cari telespettatori, siamo con Giorgio Pupin, che è presidente di CIA Veneto, per parlare di alcune strategie molto importanti per l'agricoltura, ma non soltanto. Parliamo di agrifotovoltaico. Che cos'è per l'agricoltura e voi in che posizione siete? L'agrifotovoltaico dovrebbe essere un'opportunità per gli agricoltori, è un'opportunità per la comunità se gestito dagli agricoltori nel modo giusto, attraverso dei criteri chiari, delle leggi chiare e uguali per tutti. In questo momento purtroppo non c'è una normativa che rende chiaro quali siano le regole di ingaggio per questa nuova forma di produzione energetica. Secondo noi deve essere un potenziale sostegno al reddito degli agricoltori, quindi gestito in maniera che rimanga innanzitutto la prevalenza della produzione agricola all'interno di un fondo e che una parte possa eventualmente essere dedicata all'agrifotovoltaico, che significa pannelli alti da terra che permettono comunque una coltivazione sottostante e che soprattutto non vada a discapito di quello che è un territorio ed un paesaggio, perché in questo momento purtroppo stiamo assistendo a dei progetti di agrifotovoltaico che occupano centinaia e centinaia di ettari concentrati su certi territori, non in mano direttamente agli agricoltori, senza nessun possibile intervento da parte delle istituzioni locali e che quindi sono dei meri investimenti speculativi. Serve una normativa di regolamentazione nazionale in modo tale che ci possa essere poi più tranquillità nell'operato dei vari territori. Sì, e semplicemente che ci siano delle regole di buon senso, perché le priorità sono, ripeto, mantenere il suolo agricolo destinato all'agricoltura in maniera oltre che prevalente. Esatto. Secondo, che questa sia un'opportunità di incremento reddituale per gli agricoltori, e terzo, che non vada a discapito del paesaggio. Infatti tutela anche del paesaggio, che è un aspetto che vi sta molto a cuore. La criticità relativa invece ai fertilizzanti e concimi a questi prezzi che sono ancora altissimi. Ci sono auspici che qualcosa migliori? Che cosa dovrebbe fare l'Europa? Allora, l'Europa sta rispondendo con alcune misure che secondo noi sono insufficienti o comunque un po' miopi. Un credito d'imposta o l'eliminazione temporanea dei dazi non sono sufficienti a coprire quelli che sono gli extra costi che i nostri agricoltori stanno sperimentando. Parliamo di più di un 80% rispetto a qualche anno fa dei costi dei fertilizzanti. Quindi servono delle alternative e soprattutto servono delle alternative in concessione e soprattutto serve una visione di lungo periodo. Possibile internalizzare la produzione di alcuni concimi? Quella potrebbe essere una via, o comunque liberalizzare o sburocratizzare l'uso di alcune alternative. Ma queste alternative sarebbero dannose per la salute delle persone? Assolutamente no, si tratta comunque di prodotti naturali, sono degli scarti di lavorazione vegetali e animali, che quindi anzi sono molto meno chimici, se vogliamo, rispetto ad alcune produzioni di sintesi. Chiarissimo, Presidente. Grazie a Giorgio Pupin, Presidente di CIA del Veneto. Grazie a voi di averci seguito. A presto.